Allora, sentiamo Michele, abbia pazienza, Favero, Indipendenza Veneto. Sì, luci si infondono. Voglio essere la voce stonata qui per rompere, No. così contro gli alpini, o anzi onore agli alpini e soprattutto complimenti a Mirella per quello che sta facendo. Naturalmente io rappresento Indipendenza Veneta, mi piacerebbe un giorno vedere gli alpini veneti, ma questo è un mio desiderio personale. Però per quanto riguarda proprio gli alpini devo fare i complimenti, l'avevo ricordato anche tempo fa, proprio a Campo San Martino, grazie agli alpini le mura di Villa Breda sono ancora in piedi, perché altrimenti forse per qualche altra istituzione sarebbero crollate. Allora onore per tutto quello che stanno facendo. Poi stasera una nota che voglio far notare, che voglio mettere così in risalto. Stasera non ho la mia cravatta gialla, lei sa che il giallo è il colore che accompagna l'indipendenza e che è legato all'indipendenza, ma ho una cravatta nera in segno di lutto perché 219 anni fa cadeva la Serenissima Repubblica per mano di un piccolo uomo francese arrogante e ladro, e naturalmente non sto dicendo delle bugie perché questo ha fatto in Veneto, il Bonaparte. E purtroppo è anche così l'autore o colui che ha creato la bandiera cisalpina, che poi ha dato la bandiera che porta i colori della bandiera italiana, del tricolore. Lo dico questo perché ci sarà una manifestazione a Bassano il 28 di maggio proprio con il tricolore e faranno una bandiera, mi sembra di aver letto sul giornale, di 1797 metri, ecco, proprio in corrispondenza dell'anno in cui è caduta la Serenissima. Questo credo sia un atto irrispettoso che potevano evitare. Allora noi stiamo raccogliendo dei soldi come Indipendenza Veneta, compriamo 64 metri di bandiera, così arrivano a 1861, hanno una bandiera più lunga e testimoniano anche quando è nato il Regno d'Italia, perché visto che si chiamava Regno d'Italia nel 1861 e a quell'epoca il Veneto non ne faceva parte, hanno motivo di festeggiare ancora di più. Ecco, tolta questa nota, diciamo così, di colore, ma non voleva essere polemica, però mancanza di rispetto, di un po' di sensibilità, che dovrebbe essere invece maggiore nella nostra terra, nel nostro territorio, perché proprio sentendo Mirella e gli alpini sono in netta contrapposizione con lo Stato italiano, uno Stato che si preoccupa adesso di portare via la casa a tante famiglie venete che non riusciranno forse a pagare le famose 18 rate. C'era anche un alpino che ha scritto dicendo mi stanno portando via la casa. Ecco, va ricordato che anche se non sono consecutive la banca senza andare in tribunale potrà portare via la casa, e peggio ancora va per le aziende perché dopo 3 rate potranno anche diventare proprietari dell'azienda e dei macchinari dell'azienda, proprio in un momento di crisi. Allora viviamo in uno Stato che è assolutamente in contrapposizione con la solidarietà che si respira adesso con gli alpini e con Mirella, con il senso di famiglia e con il bisogno che c'è di stare assieme, quella che si chiama comunità e che è scomparsa. Evidentemente allora non sanno non solo fare politica, ma non hanno capito nulla di quello che serve alla gente. Michele Favero, poi sentiamo ancora il professore. Sì, ma questa è una materia che a mio avviso doveva essere affrontata con un referendum e addirittura invece non interpelliamo il popolo e viene bypassato persino il Parlamento da un governo che è di un'arroganza ormai indiscutibile. Il più accentratore di sempre decide tutto da solo. Allora questa materia così complessa per certi versi doveva essere materia del popolo perché è troppo soggettiva e non va gestita dalla politica con delle leggi. Per quanto riguarda invece il discorso delle banche, facendo un passo indietro, mi trovo d'accordo con D'Incà perché non vorrei che questo problema poi, o finto problema magari delle unioni civili, diventasse il tema del dibattito principale in questi tempi. Perché non dimentichiamoci che questo territorio viene rapinato di 20 miliardi ogni anno. Se aggiungiamo poi 10 miliardi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, prima D'Incà ha fatto un elenco delle banche, però ne ha dimenticata una, Banca d'Italia, che è collusa con Banca Popolare di Vicenza e che, come ha fatto molto bene ieri Jacopo Berti dal Parlamento di Strasburgo, dove era in diretta, ha denunciato questi fatti con le prove, e io mi meraviglio che in questo paese, che ovviamente siamo
all'82esimo posto per libertà di stampa, pertanto non dovrei, tra virgolette, meravigliarmi. Nessun giornale, nessun quotidiano ha messo 3 righe su questo. 3 righe, è una cosa indecente, perché Berti ha chiesto le dimissioni dei vertici della Banca d'Italia. Io mi auguro che la Procura di Vicenza abbia la decenza almeno di andare a interrogare qualcuno e di sapere dove si cela questa verità. Oppure vogliamo andare in cerca poi tra 6 anni del piccolo direttore di banca per portare via qualche centinaio di migliaia di euro, e che la Regione si impegni un po' di più, perché 1,40 € a Veneto dato per far causa mi sembra un attimino un po' poco, ecco. Allora, Assessore, su questo...